Sono ancora troppe le donne che devono scegliere tra lavoro e famiglia e i nomi maschili continuano ad apparire ai vertici delle principali società. Temi prioritari da affrontare per la ministra Elena Bonetti, che oggi a Mestre ha incontrato le categorie. Abbiamo parlato di imprenditoria femminile, della qualità anche dell'esperienza imprenditoriale femminile in questo territorio e delle nuove sfide che istituzioni e imprese insieme devono affrontare per il Paese. È in quest'ottica che come governo stiamo lavorando e abbiamo lavorato nell'ambito dei fondi a sostegno dell'imprenditoria femminile per il PNRR e il grande incentivo e investimento sull'impresa come opportunità di sviluppo e di lavoro anche non solo per le donne ma per tutto il Paese nell'ambito del Family Act. Un pacchetto oggi divenuto legge con investimenti nei servizi territoriali come asili nido o infrastrutture sociali, congedi di paternità e maternità paritari e supporto alle donne lavoratrici, anche con un sostegno per i servizi domestici ed educativi territoriali. È stato pubblicato il bando Riparto da 50 milioni di euro da destinare alle imprese perché sostengano e favoriscano il rientro delle donne al lavoro dopo la maternità. La ministra ha poi commentato il caso Veronafiere con la nomina di un CDA completamente maschile. È falso e offensivo dire che nel territorio di Verona o nella regione del Veneto non ci siano competenze femminili capaci invece di assumere questo ruolo di responsabilità. Le donne competenti ci sono, basta volerle cercare. Ecco perché le quote rosa hanno rappresentato e tuttora rappresentano una leva importante per evitare che queste discriminazioni possano essere perpetrate. Visto il particolare momento di difficoltà per molte famiglie a livello economico, il Family Act andrà in loro soccorso. Con l'assegno unico universale dà un sostegno strutturale alle famiglie con i figli, sono 20 miliardi di euro che sono già oggi presenti, nuovi in più nelle casse familiari. Per quanto riguarda il tema dell'emergenza energetica, che è un tema di questi mesi, il governo ha investito 30 miliardi di euro per sostenere imprese e famiglie, con un ampliamento in particolare della platea delle famiglie che possono accedere al sostegno economico, quindi non avere aumenti nelle bollette sia della luce che del gas. Per famiglie che hanno meno di 12.000 euro di ISEE stiamo parlando di un 40-45% dei nuclei familiari del nostro Paese.